Salve. Salve. Ma buongiorno, c'è anche il microfono mio personale, ci siamo volute. Sì. Allora, eccoci qua, Emma e Donatella, il microfono nuovo, personale. Sì. Oggi abbiamo deciso di entrare in media res. Scusate per prima. Dunque, a roba che ci ha giritta all'avvocato quando non voleva nemmeno io, ma andai a chiamare i 3 figli miei e ci ricetta così. Guai, statemi a sentire. Voi siete uomini. Casta gente, o monno. Un poco come succede a Coppa a quanto marito Lucia. O monno con tutte le leggi e con tutti i diritti. O monno che si difende con carta e con penna. Domenico Soriano è l'avvocato. E che ci sto io, Filomena Marturano. Chi la legge suoia e che non sa piangere. Perché a gente, Domenico Soriano me l'ha detto sempre, avesse mai visto una lacrima rintacchi gli occhi. E io senza piangere, ruberite, gli occhi miei sono asciutti come mallesca. Voi mi siete figli, Filomena chi è is? Che mi vuoi impedire di essere vicino ai figli miei che mi sono figli. Che sta leggere un mondo mi permette, no? Eccoci qua. L'ho detto. Silenzio. Salve. Sì. Salve. Ma buongiorno. C'ho anche il microfono mio personale oggi. Ci siamo evolute. Sì. Allora, eccoci qua. Emma E Donatella. e il microfono Nuovo. personale. Sì. Oggi abbiamo deciso di entrare in media res. Quando partiamo così partiamo male. Vuoi dire qualcosa tu? No, abbiamo deciso di iniziare direttamente con un pezzo di Filomena Marturano, che è il pezzo che, diciamo, dà l'incipit a quello che poi sarà il famoso monologo Avvocai sapete chi li vasci, però fatto a modo nostro, quindi l'avvocato non c'è, ma ci siete voi, cioè il pubblico. Loro erano giovanotti e avevano intesa parlare di me. E in me non agerisce niente, ma fino a quando teneva 17 anni sì. E sapete chi li vasci? I bassi, a San Giovanni, alle Vergini, a Furcelli, Tribunale, Pallonetto, Nire, a Fumacata. A 2 stagioni non si respira poco calore perché la gente è assai, e a Vierno freddo fa sbattere riente. A dove non c'è sta luce manca a mezzogiorno. Io parlo napoletano, scusate. Dove non c'è luce nemmeno a mezzogiorno, chi ne gente, a 2 meglio freddo, co calore. Ritano vasce chi lo vico San Liborio ci steve io, che la famiglia mia. Quant'erano? Una folla. Abbiamo deciso di partire in media res perché ormai pensiamo, anche se magari ci seguite solo in 3, quei 3 che ci seguite avete capito un po' come funziona il nostro podcast, e anche Filomena è come se fosse de facto. Oggi parlo latino. Brava, non parli più in napoletano? No. Come mai? Ma perché ormai c'è una concezione sbagliata del napoletano, forse tutte queste... come Sbagliata o nuova, innovativa? ma lo sai che non lo so, perché in realtà è una questione linguistica molto interessante questa, e poi ci trovi, cioè, effettivamente, ma che mi ci fai pensare? Se ascoltiamo Edoardo, guarda, non voglio dire a rivisitazione nostra di Edoardo, chi che oggi sto parlando una volta napoletana, quelli che oggi fanno Edoardo. Ma anche Viviani. Cioè, probabilmente siamo andati talmente, diciamo, nell'iperuranio della realtà che oggi qualcuno potrebbe sentire Edoardo e dire questo non parla napoletano. No, questo non è napoletano. Sa di dov'è? Di Caserta? Chissà, forse perché il dialetto a un certo punto, essendo poi uscito, no, sempre di più per varie ragioni dalla vita quotidiana, non stiamo qua a fare un'analisi antropologica e sociologica e linguistica, è diventato poi il dialetto nello specifico viene, sai, penso collocato, destinato a delle situazioni particolari. Cioè il napoletano prima lo parlavano tutti, lo parlava l'intellettuale, lo parlava un filosofo, così come il romano, così come il palermitano, eccetera eccetera. A un certo punto, per varie questioni che sempre non stiamo qua a spiegare, è diventato il napoletano a lingua dei camorristi, dei guaglione mezzavio, siciliana a lingua dei mafiosi, e quindi non ci dimentichiamo che la lingua è un pensiero, come tu dici sempre, tieni a sottolineare, ma la GT mi segui? La lingua è pensiero. È pensiero. La lingua è pensiero, e quindi che succede? Che bello pensiero è merda!
Ma infatti fanno vedere solo pensiero e merda, quindi è ovvio che poi il napoletano, nel caso di specie, perché ne stiamo parlando senza ora voler né criticare né citare prodotti audiovisivi eccetera, ovviamente diventa l'espressione di un pensiero non linguistico ma di un pensiero violento, dove si parla un determinato dialetto per analfabetismo ma non per scelta dialettica. Ha detto pure analfabetismo, è classista, e va bene. E quindi abbiamo fatto questa parentesi, quindi Filumena la conoscete oramai? Beh sì, perché comunque Edoardo fa uno spaccato della società, quindi la vede, si può dire tout court, in francese, latino, en francese, en français, français. la vede tout court, quindi ci fa vedere la società napoletana. Di quello che vediamo oggi sono degli spaccati molto precisi, degli spicchi d'arancia molto specifici che non hanno niente a che vedere con una società allargata. No, ma ora se ci pensano anche rispetto ai prodotti appunto audiovisivi dove si parla il napoletano, non è un caso che quelli che comunque rimangono bene o male fedeli al napoletano sempre sono i personaggi di contorno, i caratteri, perché i caratteri tengono a battute, quindi stanno nel linguaggio Ma del di cosa pensiero. stiamo parlando? In che senso questo lo dici? Stai parlando di Edoardo? No, O stavi parlando di quello che si vede oggi? di quello che si vede oggi mi rendo conto che il napoletano, ma proprio come lingua e come parole, perché poi se noi stiamo bene, le parole napoletane non esistono più. Cioè Filumena, e tu lo sai perché l'hai fatta tu, dice un sacco di cose che oggi magari uno dice ma che lingua è? Proprio le parole, io ci pensavo ieri che quando ti dissi Donate non c'era audience, che è una parola napolitana, non c'era audience, ma quando mai tu in tassi fiction sint la git non c'era audience. Stat sit che non hai capito niente neanche tu. Vero è, ma abbiamo fatto 5 minuti e 56 secondi di divagazione sulla lingua senza peraltro dire. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Che cosa su cosa verterà oggi la puntata? Sul far vedere come una stessa vicenda viene raccontata da tutti i personaggi della commedia che noi abbiamo messo nella nostra social serie. Quindi poniamo sempre l'accento su quella che poi è il cuore della social serie. Cioè se ci avete seguito fino adesso abbiamo visto come noi non assistiamo come appunto spettatori passivi. Voi potrete dirci ma sì, ma spettatori passivi pure mo, sì, prendeteci con le pinze, diciamo, per larghe lì, No, le pinzette, con le pinzette e sopracciglia, le pons. che io forse mi dovevo fare, vabbè, comunque Le pons. le pons, le pons, Le pons? le pons, non le pons, le pons, Ah, tu penses? qualche volta, non sempre troppo bene, Je ne comprends pas. quando io penso, Oui. oui, ne paio, vabbè, mi fai perdere, io avevo Eravamo trovato fila, arrivati- ecco, quindi che noi assistiamo al, non è vero, che cazzo stavo dicendo? Che dici, noi assistiamo Ah, a spettatori prendetela con passivi. le pinze, voi siete spettatori passivi. È vero che ora siete spettatori passivi sempre, cioè anche nella fruizione tu sei passivo, perché se stiamo parlando noi stai zitto tu, se parlo tu stiamo zitto noi. Passivi in che senso? E come abbiamo sottolineato più volte, è impossibile assistere alla vita come si assiste leggendo un libro, come si assiste andando al cinema, come si assiste guardando un film. Paradossalmente è più possibile assistere alla vita come noi assistiamo sui social. Sto dicendo qualcosa che non si capisce? Mi guardi per dire dove vuoi apparire? Oui. A dove vuoi apparire? No, je vuoi comprendre. Però è Che simile, a tu- dove vuoi apparire? Parlo un po' francese. A dove vuoi Vabbè, però apparire? c'è stata la dominazione. Oui, le sandraglie, infatti c'erano sì, proprio una sandraglia perché non l'interiore mi sembra. La domination. Le sandraglie sono un po' le vasciaiole, diciamo, la vita sta sandraglia. Très fort domination français. Anche delle sandraglie c'è un'altra forte dominazione. E oggi siamo così. È domenica, stiamo registrando di domenica, quindi ce la stiamo prendendo così, lenta. No, quando mai. Allora, quindi, dicevamo, ora, come diceva Donatella, faremo vedere, entrando proprio nello specifico della social serie, come in questo caso Filumena Marturano, gli avvenimenti che fanno della storia di Filumena Marturano vengono raccontati dopo che sono avvenuti, nella stessa maniera in cui noi fruiamo del racconto di un amico che ci dice ma tu non hai capito che è successo ieri sera, E tale ognuno quale. lo racconterà a modo suo. Certo. Filumena in un modo, ma per esempio Lucia in tutt'altro modo. E su cosa ci focalizzeremo? Su
sul momento in cui Domenico Soriano si trova in casa con l'infermiera. E questa scena... e ora la facciamo vedere Sì. un attimo. Prima di farla vedere, prestate attenzione a una cosa. In questa scena, c'è tutta quella che noi definiamo come sovrascrittura, cioè c'è molto della nostra penna che ovviamente si mischia laddove è necessario con le parole di Edoardo. Perché questa cosa? Perché effettivamente nella tradizione anche epica, aedica e parole non sono mai tale e quali, cioè è normale ed è giusto che ci sia una commistione. È ovvio che quando Lucia deve raccontare quello che è successo ieri, racconto che parole è Lucia, quindi è necessario che Lucia abbia una sua scrittura. E ci siamo consentite un gioco abbiamo pensato come se Edoardo potesse prendere quel pezzo che Lucia racconterà della del testo di Filumena Marturano e lo portasse in scena raccontato da una compagnia. E però non lo dire ancora perché poi facciamo vedere dopo il pezzo quello là. Mo facciamo vedere l'inizio e poi ci riagganciamo a quello che stavi dicendo tu e facciamo vedere. Abbiamo fatto un doppio omaggio ad Edoardo in quel punto. Poi sono quelle cose hanno loato lavori critici perché qui le autrici vogliono ricordare. Non ci caga nessuno. Che poi non è. Vado? L'infermiera. Dimmi da dove devo partire, tanto poi taglio. La stiamo prendendo. Penso che è inutile che mi rappresento. Sono Lucia. No. No, questo già l'abbiamo visto. Noi dobbiamo partire da quando loro raccontano. Da dove vuoi partire? Sicuramente il pezzettino un po' prima. Vi voglio quello che ragguagliare si- da quello che sta succedendo in questa casa. Vabbè, poi dopo lo metto, aspetta un attimo. Mamma, con chi stai parlando? Con te, tanto lo taglio. Mo però se mi vedete qua è perché voglio un attimo ragguagliare. Voglio fare un piccolo riassunto. Rosalia, voi come vi piace ho fatto lo riassunto? Stavo dicendo, vi voglio un attimo ragguagliare su quello che sta succedendo in questa casa. Penso che ormai ho fatto l'agonia, l'avete capito, no? Insomma, da una settimana a questa parte, donna Filomena si mette in malattia. Lui si dice come facesse bene. Madonna, Rosalia, ho capito che voi gusto fate parlare sopra internet e noi vi piace assai. Però si parla io e poi parlate voi. Non va bene, la gente non capisce assunto. No, amore, non ci dovete ascoltare. No, fa contenta donna Rosalia, io faccio un bel tutorial sulla morte. Che fai? Ho tutorial sulla morte, come mettersi in agonia, fingere la morte e contrarre matrimonio. Bene. Vabbè, allora, come vi stavo raccontando, è già da una settimana che va avanti questa storia. Donna Filomena si mettette a letto e non si alzò più. Manco mi comandava, tanto stava in agonia, manco non usciva. Insomma, per non portarvela a lungo, la situazione era talmente grave che a Don Domenico pensai buono di presentarsi qua sopra con un'infermiera. Caposi che lo fa infermieri sa ci fu un caffè, che avrebbe dovuto assistere la moribonda, o come dice stessa, la moribonda. Lucy, raccontando, dammi una mano a munna di fiacchilla. Questo dico. diciamo è l'incipit. Non lo dico. No, dillo. Eccoci qua. Dillo. No, io dicevo solo eccoci qua. Questo diciamo è l'incipit, cioè come noi introduciamo questa Hai scena. fatto tipo fattere i fagioli, ho fatto i friarilli. Ho fatto i freri. È come noi introduciamo questa scena, quindi come Lucia e Rosalia cominciano a dare agio alla scena di aprirsi. In realtà poi proseguirà con il teatro nel teatro, praticamente. Volevo dire una cosa su questa scena. Ovviamente qui c'è l'inganno, cioè svelato il trucco, come si dice? Svelato il trucco, trova l'inganno. Ho svelato l'inganno. Trovato l'inganno. Trovato una il trucco. cosa... Vabbè, comunque l'inganno nel Trovato senso il è trucco, trovato... vero è che noi diciamo che la social serie, o meglio la social writing, usa il linguaggio dei social network, ma ovviamente li adatta ad una forma artistica, drammaturgica, di finzione, quindi noi
mentre parliamo mentre l'attore, il personaggio della storia parla con voi, ovviamente dietro ci si augura nel nostro caso quell'armonia, quella misura, quel sapere cosa deve accadere in quel preciso momento, fatto diciamo ad arte, tra virgolette. Magari noi non l'abbiamo fatta arte, ma l'intenzione è quella, che invece ovviamente non c'è nella vita presa e condivisa sui social, anche laddove ovviamente c'è dietro un grande studio di marketing, ma è nato fatto, perché una cosa è un marketing e una cosa e vai a riscrivere la vita, volevo di sto fatto. Brava, L'hai capito? brava. E quando Ma non l'hai detto in francese, l'hai detto in italiano. devo dire tutto sto fatto in No, francese? lascia stare. Va bene. Allora, Donatella prima stava dicendo appunto dell'omaggio che c'è all'interno di questa scena, quindi recap, perché noi ve lo stiamo facendo vedere frammentato per spiegarvi determinate cose, quindi Ai noi. tutto ai noi, Ai noi, basta, ai noi, ai noi, ai noi. ai noi. Quanto parla un'esclamazione, se potesse parlare, ai noi. E vabbè, quindi ai noi, questa scena che è completamente, diciamo, questa parte ovviamente è assente in Edoardo, ma tutti i motivi, tutta la linfa, tutta l'essenza è dell'opera di Edoardo, è dell'opera di Edoardo il rapporto tra Lucia e Rosalia, è dell'opera di Edoardo il battibecco, è dell'opera di Edoardo il porre la battuta in un certo modo, quindi noi abbiamo cercato di far respirare la famiglia di Edoardo, la famiglia di Filumena, Domenico, Rosalia. Mi pare chi l'ha visto a un certo punto un cambio di scena, quindi Donna che dice adesso? Quindi adesso faremo vedere il pezzo in cui Lucia racconta l'avvenimento tragico in cui appunto Domenico ha già saputo che Filumena aveva fatto finta di dover morire, quindi questa agonia era fasulla. L'infermiera arriva, l'infermiera sarebbe l'amante, quindi la nuova, colei che dovrebbe sposare Domenico Soriano, arriva ignara di tutto ciò e Edoardo, cioè Domenico Soriano, sa benissimo che c'è donna Filumena nascosta dietro la colonna e l'infermiera ignara. E c'è Lucia che racconta tutto questo fatto insieme a Rosalia. A un certo punto poi entrerà anche Filumena. Questa scena è fondamentale, vi spiegheremo dopo perché, ma iniziate a riflettere, ovviamente viene depatosizzata, se così si può dire, quindi allo spettatore non si richiede la catarsi emozionale ma la catarsi del pensiero, si chiede allo spettatore ma anche agli attori che la devono recitare e ora capirete perché. Andiamo. Oggi vi stiamo risparmiando la cerco. Da dove vuoi partire? Partiamo da quando Lucia comincia a raccontare, dunque se arriva a un certo punto quando dice Rosalia, allora mo la faccio. faccio proprio la scena, ma ti faccio vedere come è successo. Viene stasera, Ovviamente c'è anche Alfredo che fa da controaltare o controcampo o controcanto. è pure un controcampo, Esatto. come è messo. Però mentre donna Filumena, un momento, aspetta, io vi avevo detto che non lo facevo più. Partiamo di nuovo dal grembiule, da dove vi avevamo lasciati. E quando lei va a prendere tutte le apparecchiature. Giusto? Allora, stavo dicendo, questa infermiera si chiama Diana e come potrete immaginare ha già lavorato servizia e lo ha levato specificatamente dopo il fatto che è successo la sera del matrimonio con tanto di risorgimento. Ve lo racconto. Non ha cominciato a parlare a bocca. Papà che ricchi. Stiamo registrando. Un anno di E allora me lo volete far raccontare il fatto della signorina Diana oppure no? Scusate, ho un attimo annozzato quel Gnorsi a Rosalia. Qua no, volevo dire che per esempio mo parla che recchie, ovviamente noi ricalchiamo una battuta tra Lucia ed Alfredo che Non ho cominciato a camminare chi piede, no, mo cammino in mano. Scusate, buona visione. Riparto da qua, quindi lo vogliamo far vedere sto pezzo fin quando poi prende le apparecchiature. Io farei vedere, partirei da quando comincia proprio la scena. Ok, quindi lei mo sta dicendo fate l'infermiera.
è Giovanna Cappuccio, Rosalia è Gennaro Falconetti e Nino Orfeo è Alfredo. Confermo. Ci mancasse pure. Magari uno si confonde. Allora, la sera del matrimonio e dell'agonia, come Alfredo vi può testimoniare. Alfredo, testimonia. Vabbè, non testimonio. Mentre donna Filumena diceva che mo Don Domenico gliela doveva mettere a Keller in da casa, cioè all'infermiere per intenderci, bussò alla porta e terapì. Alfredo, tornai bianca, pallido, con mano cencia. Uno stracce. Chi le sembra inopportuno, i seppedagni e io caffè. Oh, Don Domenico guardava per ci chiedere che cosa voleva. Madonna Alfredo amoroso, un uomo di grande coraggio, non parlava. Poi dopo un po' però si è fatto coraggio e ha svelato il mistero. Avevano portato la cena? Ma non c'è bisogno che ve lo dico io che la cena, visto che donna Filomena fino a mezz'ora prima in punto di morte agonizzante, era per Don Domenica e la signorina Diana. Chi lo guagliò nel ristorante che niente aveva capito, si intratteneva, spiegava tutti i dettagli del menù, si dilungava. Don Domenico faceva di tutto per mandare, ma essa niente, inopportuno. Stavamo un attimo ragionando nel frattempo. Allora, Su cosa dobbiamo farvi vedere perché sono un po' centellinate queste. l'importante è capire un attimo come avviene la costruzione di una scena nella social serie. Quindi abbiamo visto, ovviamente, immaginatevi che voi state a casa e una persona che ha fatto finta che è morto, che sta nascosta a rete con Ma non... In italiano, in italiano. Voi in questo momento chiudete gli occhi e immaginate di essere a casa di una persona dove c'è una tal donna che si è finta moribonda per ingannare, in un certo qual senso possiamo dire, il povero malcapitato, in questo caso Domenico Soriano. Ecco, immaginatevi questa scena. Ora la moribonda, che non è morta, si trova nascosta dietro un colonnato. Sì, dorico, ionico, corinzio. Ed ecco che è presente Ili. donna. No, l'infermiera. l'infermiera, che è l'amante, la concubina, una donna di facili costumi, non si dice no. Sta là, voi state in questa situazione brutta, ovviamente c'è una tensione diversa, magari viene anche da ridere in queste situazioni, ma è una risata. Filumena pensa che lei sia una donna di facili costumi. Filumena, che è una famosissima prostituta, pensa che questa ragazza è una donna di facili costumi. E questa è una cosa interessantissima e Molto. la lasciamo là, la buttiamo come spunto di riflessione, perché una prostituta dice che una è una donna di facili costumi. Sì, una lo prostituta dice. di mestiere dice che quella donna è una donna di facili costumi. Che poi cosa vuol dire essere donna di facili costumi? Perché in questo tempo bisogna essere da donne attentissime anche a parlare dell'essere di facili costumi. Il problema non è essere di facili costumi, essere costume difficili, è sempre l'intenzione per cui uno fa una cosa. Allora, se l'intenzione è bassa, l'intenzione è alta, allora uno si può pure permettere, dice che le nu poco di facili costumi. Quindi, detto tutto questo, poco vedete, disabile. dell'anima, desabille dell'anima. E anche della mente, non dimentichiamo che anche la mente. Bello, fatelo desabille dell'anima, che caldo sì. che fa, mi desabille pure io. Quindi, ovviamente ora tutta quella tensione del momento non c'è, però è una cosa ancora viva e quando succedono cose di queste Però si raccontano poi noi per giorni, figurati la a Napoli. tensione del momento la faremo vedere, uscirà fuori da altre scene che raccontano la medesima cosa, ma per esempio lo farà Filumena, lo farà Rosalia insieme a Filumena in altre occasioni, lo farà Alfredo. In questo caso Lucia l'ha raccontata così. Quindi vi facciamo proprio Seguendo vedere naturalmente sempre comunque perché Lucia? Perché Lucia è il personaggio che più se lo può consentire di raccontare questa scena così, perché il personaggio che Edoardo ha scritto di Lucia ha
queste corde potrebbe andare in quella direzione. Perché ovviamente hai toccato un tema fondamentale, Certo. perché non è che uno Filumena a caso racconta no, così. Filumena non la potrebbe mai raccontare questa scena in questo modo, e infatti vedremo come racconterà Filumena. Lucia se lo può consentire perché Edoardo lo ha messo come sottotesto, questo è il carattere del personaggio. Poi Tutto Lucia... quel lavoro che fa l'attore quando dice ma questo personaggio chi è, come pensa, come parla, come si veste, come cammina, ecco. Perché poi nello specifico, se ci pensiamo, Lucia è una vaglioncella, quindi è ragazza, Esatto. e la ragazza è napoletana, simpatica, ciaciona, Bellilla. spontanea, bellilla, furba, che Furba. sapo fatto suo, che ha capito tutto cosa, che sta di anno ci sta pure un poco, e quindi è proprio giusto, secondo noi, che lei lo racconta così, guarda un po' facendo l'imitazione. Filumena ovviamente lo sa benissimo che Lucia è questa cosa qui, infatti si vede in una scena piccolissima che io però adoro di Filumena Marturano, quando c'è la scena, tu ti fai la stanza, se riusciamo la facciamo vedere questa scena fra Lucia e Filumena, dove c'è proprio è una complicità, Filumena conosce, capisce benissimo chi è Lucia e le piace, è furba ma le piace e sa quale può essere il pericolo se uno dei i figli stanno là, insomma. Vai. La figlia. Allora, mentre Rosalia vi apprende le accessorizzazioni, io invece vi faccio un attimino il quadro della situazione. Allora, tutto si era svolto nella sala da pranzo dove ci stava quell'altro ingresso. Quindi, per tremenda morta all'erta entrava, donna Filomena si nascondeva dietro la colonna. E Sarvaia, a così, regina della casa, mia paessa. Vieni, bravi, via pure a Rosa. Aspetta, a Rosa un po' potata. E sta così. Folla in farmacia. Poi salutai verso Rosalia e facette: Rosalia, preparatemi un bagno. Che se lo stavo preparando proprio. Don Domenico Stevorcai con San Alfredo fulminato. E essa invece salutai verso Don Domenico, pigliai a Rosa e facetta: oh, le rose rosse. E famoso, rosa rossa. Grazie Domenico. Che profumino, tengo un pochino di appetito. Ho trovato l'adrenalina, l'ossigeno niente. Donna Filomena si è sempre nascosta al redaculo in tutto questo. Questo è un altro pezzetto dove, come spiegava prima Donatella, Lucia assume su di sé il racconto. Ovviamente Lucia lo racconta poiché noi partiamo da un presupposto che quando scriviamo la social serie trattiamo la letteratura come vita, quindi facciamo finta che quello che stiamo raccontando è una cosa successa veramente. Se voi raccontate e un'amica vostra che si è incazzata e bella e buona pigliata a capelli l'amante del marito, lo raccontate, stavamo in cucina, Esatto. e lei lo racconta tenendo come riferimento ovviamente la Filumena ovviamente di Edoardo. Ovviamente quando entrerà Filumena ha assunto questo racconto in tutt'altro modo, anche perché è stata una parte lesa nel racconto e anche una protagonista di questa vicenda. Quindi vedremo come invece si assumerà Filumena questa cosa subito dopo con Lucia. Vogliamo farlo vedere? Sì. Vai. Caro Sammano e donna Filomena, posa a Rosa. Posate la rosa. Lucia passa niente. Pareva che stamattina avevo attaccato la morte a lei. Oh mamma mia, scusatemi tanto, donna Filomena, faccio belle? Troppo belle. Allora, però siamo arrivati al punto della Rosa, ma fate una cosa, aspettate l'augurio e finite di raccontare. E niente. Io ci ho già spiegato com'era andata l'accadizione. Ci dicette che Don Domenico l'aveva trovato giusto. Ti perfezionare i pingoli in estremità. Brava Rosalia, perché la pensate è giusto. Sta disgraziata sta vicino a me a 25 anni e tante altre conseguenze e sconseguenze che non avevamo il dovere di spiegare. No. Poi ci spiega come era andato lo sposalizio. Ci siete venuto vicino al letto e ci siamo sposati con 2 testimoni e la benedizione del sacerdote. Saranno i matrimoni che fanno bene, certe che mi sono sentita subito meglio e abbiamo rimandata la morte. Vieni, uscì, era un momento che fanno un momento a Diana. Ci dicette
Naturalmente, dove non ci sono infermi malati, non ci possono essere infermieri. E le schifezze, le porcarie vicino a una che sta morendo perché tu sapevi che gli stavo morendo. E vai a fare casa esorato. Andatevene con i pieducci vostri. E trovatevene a casa, no che sta. E grazie, principessa. Però mo dovete dire pure come l'avete mannata. E c'è ricetta che se si voleva trovare veramente bene doveva andare sopra a Dostevio. A morte allerta ma domandai dove? E io ci rispondette che se lo poteva fare dire da Don Domenico. Che quelle case le frequenteggiava e le frequenteggia ancora, è vero Alfredo? Le frequenteggiava e le frequenteggia ancora, Prima va a pigliare un caffè o barra. Gli va a cuocere un buccione. Donna Fiume, pure se non vi servo vado di là a fare delle cose. Vai Lucia, brava, vai. E abbiamo fatto vedere come questa stessa scena è stata montata, costruita, scritta, diciamo, introducendo le parole di Edoardo e con un montaggio di scrittura nostro nel far vedere come tutto ciò che è avvenuto noi lo abbiamo raccontato. Che poi pensavo che in realtà è una, perché solitamente i riadattamenti, no, tu ti vedi, ovviamente danno emozioni diverse, se tu ti leggi un libro, poi lo vedi trasposto a teatro, poi lo vedi trasposto al cinema, ovviamente sono 3 linguaggi diversi della stessa cosa. La cosa che mi fa ridere di qua, perché ci pensavo prima quando uno prende a pretesto la vita e che la vita vera, che voi cioè secondo me almeno noi amiamo Edoardo. Io ora mi vedo Filomena Martano, mi fa ancora ridere di più vedere questo, perché mi immagino, perché la vita è così, la vita è tutto racconto, cioè le cose non sono mai nel loro accadimento, sono quando dopo le racconti a te stesso, all'altro, quando le senti, quando quella scena poi diventa lucida, può diventare patologia, può diventare nostalgia, può diventare amore, può diventare una risata, può diventare una serie infinita di cose. E questo è interessante perché come se in questo momento noi con la social serie è un po' come se volessimo dire che forse la letteratura deve riassumere su di sé il compito del racconto, perché la letteratura è nata come forma di racconto, è inutile che stiamo qua ora a lezione, però è nata con Omero, è nata con l'epica e quindi è nata come racconto. Visto che oramai un mondo da imitare, cioè da riconsegnare in un altro modo non c'è più, perché già noi non viviamo la realtà, cioè la riconsegniamo infinitamente, forse che fine deve fare l'arte del racconto? Non stiamo parlando di intrattenimento, ma di arte del racconto. E tutti questi classici fatti, ovviamente mi sono persa un attimo, però Donatella aiutami, che volevo dire? Perché io come al solito sto dentro la sua mente. Tu volevi dire che questi classici vanno riraccontati? Vanno proprio raccontati, cioè non è che vanno rifatti, vanno raccontati come se fossero accaduti, perché sono storie che di fondo sono accadute, che l'hanno formato il pensiero occidentale, che viaggiavano di pari passo con i filosofi, con gli artisti, quindi è inutile fa o film su Anna Karenina, anche perché oggi, diciamoci la verità, il film su Anna Karenina si sparano nelle palle tutti quanti dopo 3 minuti, ma questo non lo puoi dire, non lo posso sei scorretto. No, ma io pure. Sei scorretto. Io per prima probabilmente, ma forse non lo leggerei neanche facendo un torto a Tolstoi, anche perché leggetevelo, non sto dicendo non leggete, anzi ve lo dovete leggere. Dopodiché volevo dire un'altra cosa, cioè se veramente la chiave di reinterpretazione, perché diciamoci vabbè, no, non mi voglio dilungare, però questa può essere una chiave veramente non per trovare un altro modo per non far morire i classici, ma per farli vivere una seconda volta, vivere in un altro linguaggio, facendoli diventare il racconto. Che dobbiamo vedere se vivere una seconda volta in che senso, cioè nel senso che qualcuno l'ha letto e poi lo rivive una seconda volta, o esiste soltanto questa seconda volta? E tu troverai chi l'ha letto e lo vive una seconda volta e chi non l'ha mai letto e lo vive direttamente così, perché tanto se questa modalità di scrittura, ma veramente le vanno a noi che l'abbiamo pensata e l'abbiamo fatta, perché vedo qualcuno che magari scrive meglio di noi ed è più bravo di noi, non è quello il punto, veramente se è fatta
bene, anche se cambia il linguaggio, anche se può sembrare una cosa immonda, ovviamente, no? Per i fini intellettuali, che tu dici, ma che fai? Ormai uno si inventi tutto, pur di fare cosa, ti trova a Filumena in coppa a Facebook, ti trova a Napoleone che parla in coppa a YouTube. Non è questo, perché è veramente una forma come se fosse la drammaturgia, la sceneggiatura, non è quello, ma se è scritta bene, l'essenza dell'autore, dell'artista, quello che ci vuole dire, il pensiero filosofico, perché posso permettermi di dire che sia Donatella che io pensiamo che tutti i grandi artisti, a prescindere dalla forma che hanno scelto, dal linguaggio appunto pittorico, scultoreo, la danza, il canto, la recitazione, la scrittura, la regia, hanno un pensiero dietro, un pensiero filosofico sull'esistenza e vogliono rompere in qualche modo il quotidiano. Il modo in cui rompevano loro il quotidiano oggi non è più sufficiente. E non ha niente a che vedere con i fini intellettuali. No, la provocazione non può essere quella di una volta, perché anche il teatro a sua volta è stata una forma provocatoria, anche il cinema è stata una forma provocatoria rispetto al teatro, la televisione è stata una forma provocatoria rispetto al cinema. Bene, quindi le forme si sono provocate tra di loro, i contenuti si sono provocati tra di loro. Adesso abbiamo esautorato questa parte, ecco perché parliamo di racconto. Forse i contenuti non si sono mai scontrati in realtà. No. Si sono scontrate le forme. I I contenuti sono probabilmente in determinate forme sono decaduti in modo osceno, forse sì. Fatto tutto sto bello discorso Papiello. invece per tu papiello Parastiello. o parastiello Come in mano vogliamo a fuoco. chiudere? Salutiamo? Salutiamo e Con poi cosa vogliamo salutare? Perché con la... perché vedi, abbiamo... mo ci dovevate essere bocchierevamo, invece mo Vogliamo salutare con la scena in cui Rosalia, Alfredo e Filumena raccontano dell'accaduto con l'avvocato Nocelle, o vogliamo salutare con io chi la sera ti volete bene veramente? io chiuderei con Filumena con cappotto, perché è proprio da chiusura, perché poi in questa scena che è importante c'è il racconto, ma c'è un racconto meno goliardico delle altre volte, c'è un racconto quando noi raccontiamo, ma raccontiamo con sofferenza, quando raccontiamo con dolore una scelta Noi, che abbiamo noi fatto. come Noi personaggio, noi persone, e noi quindi personaggio forse persona. Diciamo. chiuderei con quella. Sì, credo che sia uno dei momenti in cui Filumena È come se mollasse anche lei i panni d'attrice, perché apre Filumena... il cuore. Sì, forse sì. Quindi vi lasciamo con Filumena che apre il cuore. Dopo i titoli di coda, con i titoli di coda vi lasciamo il pezzettino che vi diceva Donatella, perché se lo cercavamo facevamo l'unnerie, se lo cercavamo avremmo impiegato troppo tempo, dunque Chi si mette in tuo direct? in diretta. Ci vediamo al nostro prossimo podcast che ha cambiato nome, si chiama Emigrando dal teatro e dice stay tuned. Stay tuned! Ciao! Ciao. Dunque, facciamo un presto che managgia 2 minuti solamente. Mi fa piacere che sto fatto sapete pure voi. Oggi pusate e chiave un coppo tavolo, stanno ancora a capo. E l'ha diritto tu mio me ne vado. Dì all'avvocato che procedesse per vie legali, io non nego niente e ti lascio libero. E ho credo, mi dice, ti potevi pigliare una somma e renare senza fare tutte queste storie. Rimane me ne vado, tu mio. Sei una pazza, mi dice, chi sta sì? Una pazza. Hai voluto guastare la pace di quei 3 poveri giovani, ma chi te l'ha fatto fare? Perché gliel'hai detto? Perché io l'ho detto? Perché una chiglia 3 è figlia a te. Ah, così ci ricetta. Una chiglia 3 è figlia a te. E chi te crede? Una chiglia 3 è figlia a te. Non è vero. State zitta, mi dicette, senza se permettere di urlare. Ci poteva dicere che tutti e 3 le erano figli. Ci aveva creduto, ciò faceva credere, ma non è vero, e ciò dicette. Te poteva dicere che tutti e 3 erano figli. Ci aveva creduto, t'o faceva credere, ma non è vero. T'o poteva dicere prima. Ma tu l'avresti disprezzata alla teruia e io voleva tutte uguali, senza particolarità. Non è vero, è vero, è vero. Isso non si ricordava, isso parteva. Iva a Londra, Parigi e corse e femmine, una sera. Una di quelle tante che quando se ne ieva mi regalava una carta e 100 lire. Una sera mi dicette, Filumena, facciamo vedere che ci volimmo bene. E astutai all'uscio. Io ci dicette,
io che la sera ti volette bene veramente. Tu no. Tu avevi fatto a bere. E infatti, quando appicciai sta luce nata vota, mi resta la solita carta di 100 lire. Io ci segnai sopra la data e un giorno. O sai che numeri saccio fa. Poi, isso partetta. E io l'aspettai come una santa, ma essa non se ne ricorda quando fui e io non ci ricette niente. Ci ricette che la vita mia era sempre stata stessa. E infatti, quando me ne addunai che non aveva capito niente, fui nata vota stessa. E chi è nata vota? Hanno essere uguali tutti e tre. Ci vediamo al nostro prossimo podcast che è andato come si chiama Emigrando dal teatro. Stay tuned. Ciao! Ciao! Vieni Rosalia. Andiamo. Lucia! Lucia. Lucia, vieni qua. Oh, salottino vicino allo studio, ci sta un'ottomana, una cuncialletto, pigliati ste lenzuola. Nonna. Aspetta! Aspetta. La camera tu mi serve. La camera ti si serve. Qua ci sono rui muti. Tu ti fai la branda in ta cucina. Tu ti fai la brandi da cucina. Vabbè, ma a roba mica c'è nuovo, la roba mia. Ta giretta che mi serve la camera, E Lucia. cazzo che ti serve la camera? Dove metti la roba mia? E ti piglio sti punto corridoio. Tu piglio sti pinto corridoio. Va bene. Brava, vai.